Vediamo insieme i risultati della nona giornata di andata dell'Eccellenza Sicilia Girone A. Atletico Campofranco Pro Favara 4-0, Troina Marsala 1-0, Alcamo contro Gela è finito 2-1, Dattilo Noir contro Mussumeli 5-1, Licata Calcio contro Nissa 0-0, Mazzara contro Paceco 1-1, Castelbuono contro Folgore Selinunte 1-1 e Riviera Marmi contro Parmonval 2-1. Vediamo dunque insieme la classifica dell'Eccellenza Sicilia Girone A dopo la nona giornata. Al primo posto troviamo Paceco con 19 punti, seguito da Selinunte, Dattilo Noir, Alba Alcamo e Troina con 16 punti. A seguire Nissa e Riviera Marmi con 15 punti, Licata Calcio e Parmonval con 13 punti, Mussomeli 12 punti, Atletico Campofranco 11 punti, Marsala e Castelbuono 8 punti, Pro Favara 6 punti, infine Mazzara Calcio 5 punti e Gela 4 punti. Vediamo infine il prossimo turno dell'Eccellenza Sicilia Girone A. Sabato 12 novembre vedremo l'anticipo di Parmonval contro Dattilo Noir. A seguire domenica 13 novembre vedremo disputarsi le partite di Pro Favara contro Troina, Marsala contro Riviera Marmi, Selinunte contro Licata, Mussomeli contro Castelbuono, Paceco contro Campofranco, Nissa contro Alba Alcamo e Gela contro Mazzara Calcio.